Nelle grotte di Chauvet-Lescaut, in Francia, le immagini erano la rappresentazione di esseri reali, da fissare sulla roccia per memoria, informazione e per noi oggi documentazione. Per millenni conservarono questa natura, aureolandosi talora di sacralità. Oggi, bombardati da istantanee, stimolato il subconscio anziché i neuroni, le pulsioni si esauriscono in un like e Facebook è il magazine mondiale. Il palco acceso 24 ore su 24 per il passaggio di selfie che sono appelli gettati in mare, sperando che qualcuno li raccolga. Talora hanno somiglianza con le foto per necrologi, l'attimo fissato, temendo sia l'ultimo. Non vi è simbolo, né metafora, né pensiero. Appuntamenti di massa per vincere la solitudine, per uno spritz da consumare in fretta, la delusione dell'incontro, di una mancata primavera. Quella araba, agevolata da questo strumento, si trovò rapidamente nel più rigido inverno. La certezza della visibilità di una scintilla nell'oscuro di una rete che in Instagram ha lo zero elevato allo zero. Il progetto c'è, è nel dominus, il gatto lupesco che usa debolezze per accrescere un potere sconfinato su sudditi succubi dell'immagine senza senso, insensata, insana, di cui si nutrono residui di individualità, anime vendute per un istante di celebrità. Così fan tutti, noi inclusi. Una premessa prolissa per una sfida. Dimostrare che l'immagine è creativa, quindi l'opposto di quanto sinora asserito, se guidata dalla mente, ossia dalla parola. Il campo dell'attenzione sarà il cinema, europeo, russo e nordamericano. Si usa dire che il cinema è la sintesi delle arti. Certo è, tra le arti, quella che esercita la maggior attrazione. Durante il regime fascista in Italia fu utile strumento di propaganda. Cinecittà genererà l'epopea dei telefoni bianchi, un discreto ammiccare alla borghesia delle 1.000 lire al mese ed una rottura con il futurismo e di ogni movimento, incluso quello dei fasci, per stabilizzare l'istituzionalizzazione, ossia il congelamento del movimento fascista stesso. Paradossalmente ritroverà vigore con i pochi e smarriti film della Repubblica di Salò che recuperano sulla pellicola la vitalità dei simboli e persino la donna, lasciata la vestaglia serafica in armadio, si presenta in scena con l'arma in pugno. Preludio al neorealismo. Il cinema tedesco esaltava senza surrettizie coperture il valore della razza superiore, l'invincibile forza militare del nazionalsocialismo. La malinconia, fonte di dubbi, era relegata nelle canzoni di Lili Marlene. Vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da In Russia
Arrestata anche qui l'avanguardia, pericolosa ed anarchica, capace di parlare alla massa analfabeta, addestrando la mente al libero pensiero, la produzione culturale, dal libro alla pittura, venne sottomessa ad una ferrea censura. Le novità dal fronte occidentale attraversarono l'oceano. Buster Keaton, Charlie Chaplin, ebreo sfuggito alla morsa nazista, con la loro comicità dirompente, rompono gli schemi, sbeffeggiano i potenti dell'industrializzazione fordiana. Sconfitto il male in Europa, l'America scoprirà la censura, rendendo la vita dura a registi, sceneggiatori, pur solo sospettati di simpatia per il rosso in ogni sfumatura. La caccia alle streghe del maccartismo è l'effetto del grande gelo che dividerà il mondo in una lunga guerra fredda tra alleati, cui la vittoria diede alla testa. A chi la gloria per l'ultima guerra mondiale? Lo scontro sarà visivo, con film uguali nello stile, diversi per le divise. Lo sbarco in Normandia, la battaglia di Stalingrado, e con l'attacco a Pearl Harbor si scoprirà una ferita aperta. L'America entrò in guerra per quella aggressione inaudita, ma forse inattesa. Era quel che Roosevelt attendeva? Il suo popolo era riluttante. Usciti dalla grande crisi, perché infilarsi in un conflitto lontano, 1000 miglia dai loro confini? Chi era il vero nemico? Il nazionalismo tedesco, lodato da Charles Lindbergh, o i sovietici, abolitori del libero mercato e della proprietà privata, gli atei avversi al calvinismo? L'America aprì le braccia a von Braun, l'artefice dei bombardamenti con missili di Londra. L'Italia, devastata da una duplice guerra, quella civile è ancora accesa, trovò in registi scesi dagli studi di cartapesta sulle strade butterate dalle bombe un filone in bianco e nero, la miniera del neorealismo drammatico, documentale, vitale. De Sica, Rossellini, Visconti, con miseri budget, crearono capolavori e l'immagine assunse il valore testamentario, cambiando con il mondo, accostandosi ad una realtà di povertà e sofferenza. E si avranno miracoli a Milano, lezioni per ladri di biciclette, per cineasti sensibili all'impegno sociale, disposti a guardare ai derelitti per interrogarsi sul come immaginare un giorno nuovo. La riedificazione iniziò con l'aiuto americano. Accantonate le macerie, il bel paese piegò il capo per mangiare senza sputare sul piatto del nuovo gestore, ed il cinema si mise in riga, inventando la commedia. Non sarà una cosa seria, ma darà da mangiare. I nostri salvatori, per sbarcare in Sicilia con tranquillità, si informarono a Chicago in una dépendance di Cosa Nostra. Vito Genovese garantiva per Salvatore Giuliano, persona fidata. Sarà utile nello spegnere incendi sovversivi alla Portella della Ginestra. La paga per chi troppo sa è il silenzio.
le forze dell'ordine dell'Italia democratico-cristiana agirono con zelo e rapidità tombale. Nella Francia della grandeur si diffonde la nouvelle vague di Truffaut, Cassavetes, un minimalismo di realtà, un esuberante, esasperante analisi dell'individuo alla Proust che guarda il mondo attorno al suo ombelico. Jean Gabin, Simone Signoret, Yves Montand nel noir competono con le donne fatali, belle e criminali di Hollywood, Ava Gardner, Rita Hayworth, Katharine Hepburn, dalla femminilità prorompente. La femme in noir, vestite alla Chanel, seducenti per ambiguità, avrà per testimoni Greta Garbo e Marlene Dietrich. Hitchcock, nel giallo, propone Grace Kelly, l'americana convenzionale, futura regina a Monte Carlo. L'Italia espone la solarità mediterranea di Sofia Loren, Gina Lollobrigida, e alla loro ombra cresce il cinema di ironia con Tognazzi, Gassman e quello d'accusa con Francesco Rosi, Supremo in Uomini contro e quelli di indagine, Le mani sulla città, Cadaveri eccellenti. La politica viene incalzata con Il nome del popolo italiano, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto nell'interpretazione magistrale di Jean Marie Volonté. Si ride amaro con il sorpasso dell'italiano arruffone e arrivista, i soliti ignoti, furti mancati nella Milano da bere. Un nuovo film di genere fa il verso a costo basso al western americano. La musica di Morricone renderà celebre Clint Eastwood, l'attore con due espressioni, con sigaro e senza sigaro, che diverrà in USA un interprete impareggiabile ed un regista eccezionale. Con lui vogliamo concludere. La sua immagine, perché di ciò raccontiamo, è quella dell'uomo duro e puro, a tolleranza zero. Le sue dichiarazioni d'appoggio alla destra repubblicana risolvono ogni dubbio sul suo pensiero politico. Ma a quale America appartiene? Noi riteniamo sia quella del sogno americano che confligge con la realtà che viviamo. Quindi l'immaginazione ha un potere creatore? La tesi da noi proposta sembra trovare la sua conferma. Invece no. Se avete seguito fin qui il nostro narrare, non è per le immagini che sono e restano creazione a voi note da sempre, viste e riviste, ma bensì per le parole, la sceneggiatura, l'algoritmo comunicativo necessario persino nel film muto, la parola, o se volete il suono, artefice primo della creazione. Dubitando, si riveda il filmato togliendo l'audio. Vi annoierete. Ad intenditor, poche parole.